Eder. Mech. Pallister. Nel caso Liliana Resinovic oggi non arriva il solito aggiornamento da microscopio acceso e suspense da laboratorio. Arriva una cosa molto più semplice ma parecchio gustosa. La procura chiede di avere alcuni reperti nelle mani dei propri consulenti. Il GIP Flavia Magrinato risponde no. E che reperti, pubblico mio? Non stiamo parlando della graffetta dimenticata in un fascicolo. Si parla del cordino trovato attorno al collo di Liliana, dei sacchi neri trovati sul corpo, del guanto nero rinvenuto vicino al cadavere, delle 3 chiavi unite da un cordino, di 4 paia di guanti di tonalità rossa sequestrati a Sebastiano Visintin, del braccialetto di perline di Lilli sequestrato nella casa del marito, dei rotoli e degli spezzoni di spago trovati sempre nell'abitazione di Visintin. Insomma, più che una lista di reperti, sembra l'inventario di un giallo scritto da uno sceneggiatore che aveva deciso di non farsi mancare nulla. La richiesta era stata avanzata dalla PM Ilaria Iozzi, che indaga sulla morte della 63enne triestina. Come noto, Sebastiano Visintin è l'unico indagato per omicidio, ma va ricordato sempre e senza fare i fenomeni da salotto. Essere indagati non significa essere colpevoli. La presunzione di innocenza non è un optional, nemmeno quando il caso è mediatico e ogni cordino diventa più famoso di un opinionista televisivo. Il punto centrale della decisione del GIP è questo. Quei reperti sono sotto sequestro e sono già al centro dell'incidente probatorio. Quindi niente trasferimento ai consulenti della procura, niente reperti in trasferta, niente cordino che cambia stanza, niente sacchi neri in modalità tournée giudiziaria. Il GIP ha ritenuto non opportuno spostare oggetti così delicati, anche perché l'incidente probatorio è ancora in corso e riguarda proprio accertamenti genetici, dattiloscopici e merceologici. Tradotto, DNA, impronte, materiali, composizione, tracce, confronti. Tutto il pacchetto completo del vediamo se finalmente qualcosa parla. A opporsi alla richiesta della procura erano stati i legali di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, che avevano sollevato un punto molto chiaro: il rischio di contaminazione dei reperti. E qui il vostro detective deve ammetterlo. Non è un'obiezione campata in aria. Se un reperto è già stato analizzato più volte, se è sotto sequestro, se è dentro un incidente probatorio, forse spostarlo avanti e indietro come una valigia Ryanair non è proprio l'idea del secolo. La difesa ha parlato anche del rischio di creare un filone parallelo di accertamenti, fuori dal binario dell'incidente probatorio e quindi fuori dal pieno contraddittorio tra le parti. In parole povere, se gli accertamenti li stanno facendo i periti nominati nel percorso ufficiale, perché aprire una corsia laterale? Non siamo al supermercato dove quando la fila è lunga si apre la cassa numero 4. Altro dettaglio interessante: i consulenti dell'accusa e della difesa possono già partecipare ai lavori dei periti, seguire le analisi, confrontarsi, fare osservazioni e valutazioni. Quindi la procura non è tagliata fuori dal lavoro tecnico. Semplicemente il GIP ha detto che quei reperti non devono essere consegnati separatamente ai suoi consulenti. E qui arriva la parte più succosa della giornata. Il giudice attende i risultati degli accertamenti dei periti Paolo Fattorini, Chiara Turchi ed Eva Sacchi, risultati che saranno al centro dell'udienza fissata per il 26 giugno. Questa è la vera data da segnare, non il giorno in cui il cordino fa una gita, ma il giorno in cui gli esiti tecnici potrebbero finalmente entrare nel cuore del confronto giudiziario. La difesa di Visintin ha ribadito fiducia nel lavoro dei periti e ha sottolineato di non comprendere le ragioni profonde della richiesta della procura, soprattutto in una fase già governata da un percorso tecnico definito e da figure considerate terze e imparziali. C'è poi un altro passaggio curioso. Secondo quanto riportato, la difesa avrebbe più volte cercato di ottenere copia del supporto relativo all'attacco eseguita sul corpo di Liliana, senza riuscirci. Anche qui il clima è quello classico del caso Resinovic. Tutti chiedono qualcosa, qualcuno dice no, qualcun altro aspetta. E nel frattempo il pubblico guarda questa partita giudiziaria chiedendosi se prima o poi arriverà una risposta meno contorta di un cordino. La notizia di oggi quindi è netta. La procura voleva mettere le mani su una serie di reperti cruciali. Il GIP ha bloccato la richiesta. Cordino, sacchi, guanto nero, chiavi, guanti rossi, braccialetto e spaghi restano nel percorso dell'incidente probatorio.
E forse è proprio questa la cosa più importante. Nel caso Liliana Resinovic, gli oggetti continuano a essere più silenziosi delle persone, ma molto più centrali. Non parlano, non si difendono, non rilasciano interviste, però restano lì, custoditi, contesi, osservati, attesi. Il vostro detective oggi chiude il taccuino con una conclusione semplice. La verità non è arrivata, ma almeno i reperti non sono partiti. E in un caso dove anche un cordino sembra avere un'agenda processuale più piena di un ministro, pure un no del GIP diventa una notizia enorme. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.